Eccoci qua, benvenuti a un nuovo appuntamento con 30 minuti SPI, il nostro classico appuntamento di approfondimento per quanto riguarda i temi dei sindacati, in particolare ovviamente ormai lo avete imparato, SPI è il sindacato dei pensionati, ma oggi non è l'unico sindacato che andremo a descrivervi, a raccontare, perché sempre interno alla CGIL oggi parleremo anche del sindacato degli inquilini di fatto e degli assegnatori. E adesso andiamo a spiegarvi un pochino di che cosa si tratta. Cominciamo subito presentando i nostri ospiti di oggi, quindi Daniela Bais, segretaria regionale SPI CGIL. Eccoci qua, buongiorno, bentrovata. Bentrovati a tutti e a tutte. E ovviamente Renato Kneip, come detto, segretario regionale SUNIA, che è il sindacato interno alla CGIL per quanto riguarda inquilini e assegnatori. Eccoci qua, bentrovato. Esatto, bentrovati a tutte e a tutti. Allora, oggi parleremo di politiche abitative e della sicurezza urbana. Visto che insomma anche fuori onda abbiamo un pochino chiacchierato e mi avete detto che sono argomenti belli ampi da andare a raccontare, io vi chiederei se possiamo in un minutino andare a fare una specie di introduzione, ovviamente sia la segretaria CGIL sia il signor Kneip, segretario SUNIA, per andare a raccontare un pochino a grandi linee che cosa significa parlare di politiche abitative e della sicurezza urbana e poi procederemo con il nostro programma. Sì, affronteremo due argomenti che sono due argomenti distinti e in realtà li tratteremo anche separatamente fino a un certo punto, che però si collegano nel momento in cui parliamo di rigenerazione urbana, quindi di politiche che servono per rendere più abitabile il nostro territorio, più accessibile per tutti, e includono appunto le politiche abitative ma anche alcune politiche sulla sicurezza e, se non altro, quelle che sono politiche che possono aiutare a ridurre la sensazione di insicurezza che è percepita da parte soprattutto degli anziani. Sì, assolutamente. Lei? Per quanto riguarda il diritto all'abitare, così lo indichiamo noi, ma è un diritto che viene anche sancito in qualche modo dall'Europa stessa, la comunità europea, che sta in questo periodo anche discutendo di trovare risorse per far sì che varie tipologie di popolazione possono avere una risposta dal punto di vista abitativo. È un problema che non ha solo l'Italia, non ha solo la nostra regione, ma è un problema ormai che è diffuso in tutta l'Europa. Quindi sancire che il diritto all'abitare è al pari di quello del diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione. Quindi in questo senso l'Europa sta facendo un salto in avanti perché gli viene in qualche modo imposto dal problema che esiste nel nostro continente. Assolutamente, bene, questo quindi era un po' per affrontare il quadro introduttivo della puntata di oggi che, come detto, adesso andiamo a introdurre nel vero senso della parola. Abbiamo le slide come sempre che alterneranno i nostri discorsi, vi permetteranno di seguire il filo logico di quello che i nostri ospiti vi andranno a raccontare e ovviamente tutte le tematiche del caso. Allora, signora Daniela, partiamo proprio con le prime immagini da andare a mostrare, prego. Sì, iniziamo introducendo alcuni dati che riguardano la popolazione anziana del territorio regionale. Questo perché focalizzare alcune situazioni ci aiuta poi anche a comprendere quello di cui parleremo successivamente. Dunque, in Friuli Venezia Giulia noi abbiamo una popolazione che dal 1981 ai giorni nostri è fortemente diminuita. Parliamo di circa 140.000 unità di differenza, ma se vogliamo osservare anche solo gli ultimi anni, cioè dal 2014 al 2025, in questa decade noi abbiamo avuto una diminuzione comunque evidente di persone. In questa diminuzione di abitanti complessivi della regione noi dobbiamo considerare che neanche l'immigrazione ha aiutato a mantenere saldi alcuni numeri, quindi abbiamo un saldo negativo sull'immigrazione e abbiamo invece purtroppo un saldo di
negativo che è associato al fatto che molti giovani di questa regione se ne sono andati a cercare fortuna e lavoro altrove, e questo è un dato negativo perché siamo una regione che invecchia e se i giovani vanno via chiaramente automaticamente la percentuale di residenti si sposta sul versante della popolazione anziana. Se andiamo a quella successiva. Siamo pronti con la slide successiva, eccoci qua. Ecco, qui vediamo invece, guardiamo le ultime due barre, quindi ci riferiamo all'anno 2025, i giorni nostri, vediamo che noi siamo arrivati a una percentuale di ultra 65enni che ha raggiunto il 27,5%. Allora io dico sempre, l'Istat ci cataloga così. A 65 anni uno viene catalogato nella popolazione anziana. Sappiamo benissimo che in questa fascia d'età ci sono anche persone che ancora lavorano, non ci sono solamente persone che sono in pensione, però noi come SPI siamo rappresentanti sia dei pensionati e delle pensionate sia che degli anziani e delle anziane, quindi ci atteniamo a quelli che sono i dati che abbiamo a disposizione. 27,5 media regionale in alcuni territori della regione, soprattutto nelle realtà urbane e a Trieste in particolare, ma anche nelle zone montane, noi raggiungiamo percentuali che sono anche molto superiori, arriviamo al 32, al 33%. È Trieste, diciamo, l'ex provincia tra Udine, Gorizia e Pordenone, Trieste più anziana? Sì, Trieste è la città, non solo la città, l'ex provincia giustamente più anziana. Andiamo a valori, mentre la superiamo questi 27,5. La città si attesta sul 29, ma i comuni del Carso Giuliano invece hanno un livello più alto, arriviamo al 32, al 33, quindi tutta la media è spostata in avanti. Di queste persone ultra 65enni abbiamo anche poi un dato molto interessante che riguarda gli over 80, quindi i cosiddetti grandi anziani, che stanno raggiungendo il 10% della popolazione, quindi insomma abbiamo dati di questo. Anni fa erano sul 5, leggono meno del 6%. Sì, siamo una popolazione. Esatto, quindi questo è il dato che ci preoccupa di più, perché in un periodo di tempo che tutto sommato non è abbastanza lungo, no? Per poter affrontare i cambiamenti, noi invece ci ritroviamo con la situazione reale che avanza in un certo modo e le risposte che non hanno lo stesso ritmo. Cioè noi dobbiamo imparare ad adeguarci a come cambiano le condizioni concrete della popolazione per poter offrire soprattutto tutele e servizi migliori. La prossima diapositiva ci mostra la composizione delle famiglie. Ecco, qui la cosa più interessante e anche più che crea maggiori problemi è il fatto che il 40% delle famiglie del Friuli Venezia Giulia sono famiglie unipersonali, cioè composte da una persona. Normalmente queste persone che sono da sole sono sicuramente anche persone adulte che lavorano, ma sono anche soprattutto persone anziane e di queste soprattutto donne. Questo è dovuto al fatto che le donne hanno una vita media più avanzata rispetto a quello degli uomini, ma anche al fatto che soprattutto in alcuni paesini delle aree interne e anche sempre nella città di Trieste c'è una frammentazione familiare, non ci sono le reti familiari che esistevano una volta, che cominciano a diminuire un po' dappertutto. Ecco, rispetto a questo dato invece contrapponiamo quello delle famiglie numerose che sono solamente il 3,4%. Quindi anche quando noi sentiamo parlare di misure rivolte alle famiglie numerose sappiamo che parliamo di questa percentuale. Con famiglia numerosa più o meno si parla di almeno famiglie 4-5 sì, che abbiano un numero di componenti che non è quello che rispecchia la nostra media regionale. Quindi una coppia con un figlio rientrano in famiglie normali. Non sono destinatarie di particolari misure o benefici. Certo. Se vogliamo scorrere con le altre immagini, vediamo anche qual è la percentuale di persone sulla barra colore arancio
che nel 2023, questi dati sono gli ultimi che abbiamo, i più aggiornati, hanno una pensione anticipata che è inferiore ai 1.000 euro lordi, pensione anticipata o di vecchiaia, che non raggiunge i 1.000 euro lordi. Questo ci deve far pensare che noi abbiamo una larga parte di quella popolazione anziana che abbiamo visto prima che ha delle situazioni economiche che hanno bisogno di sostegni, perché oggi 1.000 euro lordi non sono sufficienti per vivere né a una persona che lavora né a una persona che è in pensione. Sono meno, o sbaglio? Sono meno perché negli anni comunque la rivalutazione ha diciamo, spostato qualcuno oltre questa soglia, però e le pensioni sono generalmente un po' aumentate, quindi avremo sempre questo dato negli anni a venire, però sono sempre il 40% della popolazione con un reddito che corrisponde a un reddito che non consente di essere autonomi e di corrispondere soprattutto a quelli che sono i bisogni normali di una famiglia, di una persona. E sempre rispetto, come ultima slide, vediamo che il numero delle indennità di accompagnamento in questa regione sono 38.000. 38.000 vuol dire che abbiamo, perché è sempre una stima, noi in regione abbiamo 38.000 non autosufficienti, quindi persone che hanno bisogno di un sostegno più articolato rispetto a bisogni di salute, bisogni sociali e di cui quindi noi dobbiamo tenere conto quando parliamo di proposte e anche per quanto riguarda le politiche, di misure, no? Che vanno ad aiutare la popolazione. Certo, prima di passare la parola al signor Kneip, posso fare una domanda che mi aveva incuriosito, ancora tornando alla prima slide, quello che raccontava di fatto del grafico di come la popolazione è cambiata negli ultimi anni, no? L'andamento della popolazione. Volevo chiedere se c'era una spiegazione più o meno approfondibile di questa, chiamiamola impennata, negli anni 2010-2014, prima poi purtroppo di essere tornati a scendere in quest'anno qua, perché diciamo che c'era stato un crollo abbastanza significativo, poi queste impennate, poi nuovamente purtroppo un crollo. C'era una spiegazione, magari caso? Allora, sul grafico noi vediamo queste barre che hanno una differenza nell'altezza, no? Che dà l'idea di grandi differenze, ma in realtà se andiamo a vedere i numeri, questo è un grafico che è molto espanso, no? Chiaro. Ecco, quindi se andiamo a vedere poi i numeri, la differenza tra il dato a cui lei fa riferimento, cioè quello del 2001, e il dato del 2014, 40.000. Sì, sono poche. Non sono tantissime. Non sono tantissime. 40.000 persone. Sono 40.000 persone che sono ci sono state, ma che non ci sono, che adesso non ci sono più, perché vediamo che è di nuovo. Sì. Comunque insomma il dato dei 54.000 giovani che se ne sono andati è là. Questo è uno dei dati che fa la differenza, no? Negli ultimi anni veniva ricordato poc'anzi appunto che c'è stata un'inversione, no? di tendenza in cui la regione riceveva anche qui da noi persone che venivano a lavorare, si collocavano, poi invece è stato un fenomeno inverso in cui la gente se n'è andata via, soprattutto diciamo la fuga dei cervelli, no? Quindi persone altamente anche qualificate che sono andate a lavorare da altre parti. E questo è un dato negativo anche per quello che riguarda l'investimento che poi vengono fatte qua, no? Le scuole, la stessa università che forma giovani validi e vanno a lavorare in Inghilterra, ce ne sono infinità, in Germania, in Austria, anche nella vicina Slovenia, perché quest'anno la media dello stipendio in Slovenia è più alta della media dello stipendio in Friuli Venezia Giulia. Quindi anche ci sono figure che vanno a lavorare nella vicina Slovenia che 20 anni fa avevano le paghe dimezzate rispetto alle nostre. E quindi questo è un fenomeno spiegabile anche da questo punto di vista sulle opportunità che oggi le persone hanno. E per arrivare sull'argomento su cui potrei parlare io, questa è un'altra questione, quella della fame di case. Cioè oggi per poter anche, la Caritas ha fatto un'analisi annuale che fa, no, sulla povertà. E uno degli slogan che noi abbiamo coniato anche come sindacato del SUNI è stato quello che poveri pur lavorando. E la povertà porta anche alla difficoltà di poter avere una soluzione abitativa, quindi un tetto sopra la propria testa.
E noi chiediamo da tempo un'inversione anche delle politiche alla nostra regione, perché la regione ha l'autonomia di poter anche destinare risorse, come lo fa annualmente con la legge di bilancio, al settore della casa. Tutte le giunte che si sono succedute negli ultimi 20 anni hanno favorito soprattutto l'acquisto della casa, la prima casa, no? Perché è nella nostra cultura, in Friuli Venezia Giulia in particolare, ma è una cultura dominante in tutto il nostro paese. Negli altri invece paesi europei questo tipo di, diciamo, cultura non esiste. C'è la proprietà, ma non è talmente espansa. Cioè, in Francia, per esempio, il 40% della popolazione vive in affitto. E in affitto, in particolar modo, affitto offerto dal pubblico. Per non parlare dell'Austria, dove le percentuali sono ancora più alte, ma lì c'è proprio una mentalità diversa per quanto riguarda anche l'offerta che viene fatta dal pubblico nel dare alloggi. Qui da noi li chiamiamo popolari, ma non solo sono popolari, no? Quindi sono anche alloggi di un certo pregio per persone che possono permettersi, ma vanno in affitto, perché non hanno questo, diciamo, desiderio o interesse di avere in proprietà la propria abitazione, piuttosto utilizzano le proprie risorse per altro. E quindi questa è una delle questioni che anche scatena poi in qualche modo la difficoltà affinché le persone rimangano qua. Ma anche abbiamo avuto un fenomeno di nostri connazionali che sono venuti a lavorare qua, in particolar modo nel settore pubblico, no? Che hanno avuto difficoltà nel trovare una soluzione abitativa e hanno dovuto poi rinunciarvi perché lo stipendio che incameravano, quasi la metà andava per l'affitto. È una cosa che uno non può permettersi se vuole mettere su famiglia, no? E quindi questa è una cosa che sta condizionando. Quindi noi stiamo chiedendo alla Regione, e la Regione si sta muovendo, devo dire la verità, nell'andare a modificare la legge numero 1 del 2016, che era una legge complessiva per tutto quello che riguardava la politica abitative, di edilizia abitativa, andare a trovare e utilizzare le risorse che ci sono appunto per favorire il recupero di quello che è oggi il patrimonio pubblico. Faccio solo dei numeri. Le ATER, che sono le aziende che gestiscono il patrimonio pubblico, sia proprio che anche in alcuni casi quello dei comuni, perché i comuni normalmente preferiscono dare a un terzo soggetto l'amministrazione degli stabili che ha, le proprietà, e sono oltre 24.000. Di queste 24.000, diverse migliaia, si parla quasi di 6-7.000, sono sfitte, non utilizzabili, perché abbisognano di grossi interventi di ristrutturazione e recupero, no? E quindi su questo noi chiediamo uno sforzo alla Regione, perché lì ci sarebbe la possibilità di dare risposta, in particolar modo, parlo ai giovani che rischiano di andare via, altrimenti fanno, come qualcuno chiamava una volta i bamboccioni, rimangono in casa di mamma e papà. Ma non per una scelta, tra virgolette, perché gli fa comodo così, perché non hanno alternative. Mentre in altri paesi, una volta che si arriva ai 18 anni, c'è addirittura lo Stato che aiuta i giovani a trovare una sistemazione abitativa, ovviamente in affitto, non in acquisto. E quindi da questo punto di vista, cambiare la filosofia, no? Ci sono alcuni segnali importanti, interessanti, noi chiediamo alla Regione anche di essere sentiti, perché abbiamo anche noi un contributo da poter portare in questo senso. Quindi anche questo, quindi collegandomi al ragionamento sulla questione della caduta demografica e la fuga, diciamo così, dalla nostra regione di soggetti in particolar modo giovani. Mi ricordo tempo fa la stessa assessora Rosolén, no, che ha il lavoro, la formazione, la famiglia, dava appunto dei numeri in cui per l'ennesima volta una quota consistente, si calcola quasi 15.000 persone giovani se ne sono andate negli ultimi 2 anni della nostra regione. Quindi un altro segnale è come li possiamo recuperare dandogli determinate garanzie. E una delle garanzie che oggi le persone hanno bisogno di avere è quella dell'alloggio, di un'abitazione. Non necessariamente in acquisto, però un tetto. Perché oggi chi acquista, uno deve avere una disponibilità economica non indifferente, deve avere chi garantisce per il mutuo, perché normalmente uno non è che abbia cash, e quindi sono persone che hanno un tipo di esigenza. Poi ci sono chi ha esigenza, i 7.000 e passa che ricordavo prima sono oggi in lista d'attesa nelle 4 ATER regionali che aspettano alloggio pubblico, e poi c'è una fascia grigia, noi la chiamiamo così, che è quella fascia che non può permettersi né l'acquisto, non ha un reddito un po' troppo alto per poter accedere alle case popolari, però non ha i soldi sufficienti per poter entrare nel mercato libero dell'affitto. Quindi è una fascia sempre più importante che riguarda in particolar modo i giovani, i single, le madri con figli magari che sono separate, e anche gli anziani, perché prima nel dato
Anche gli anziani poi possono avere delle situazioni, tra virgolette, familiari particolari, divisioni, no? Quindi persone che si trovano da sole a dover affrontare in età anche avanzata il problema di dover trovare una collocazione alloggiativa. Quindi varie tipologie su cui è necessario fare dei ragionamenti per dare una risposta concreta di un'esigenza che sta crescendo in modo veramente serio. Ed infatti in questo periodo, chiudo su questo, le ATER, quindi le aziende che gestiscono questo patrimonio pubblico, hanno aperto i bandi che raccoglieranno nuovamente migliaia di domande alle quali difficilmente daranno risposta. Quindi, e questo vale anche per i comuni, perché anche i comuni hanno un proprio patrimonio, ma non hanno le risorse o non hanno interesse di investire invece sull'immobile da offrire a prezzi ovviamente calmierati a chi ha bisogno di una casa. Assolutamente, assolutamente, questo è assolutamente vero. Torniamo con lei perché dovevamo un po' cambiare argomento, dovevamo un po' vedere le ultime slide in cui l'argomento leggermente variava. Sì, nel senso che andiamo a collegare, poi lo collegheremo alla fine, un altro fattore di difficoltà che riguarda le persone anziane. La scorsa puntata, proprio in questo studio, è stata illustrata la questione delle truffe finanziarie e anche in quell'occasione sono stati affrontati questi stessi argomenti, cioè come mai gli anziani hanno così paura, no, della società che li circonda. Ci sono diversi fattori chiaramente che vanno a generare questa paura. Alcuni sono sicuramente fattori psicologici, quindi individuali, legati a esperienze negative vissute nel passato, al fatto di essere soli, ma anche al fatto di sapere che non si ha più la forza che si aveva un tempo. Anche questo incide, no, in maniera notevole. Poi però ci sono fattori ambientali che riguardano barriere architettoniche che impediscono in alcune situazioni addirittura di uscire da casa, persone sole che abitano al 6° piano senza ascensore, che hanno un po' di difficoltà motoria, stanno a casa, prigionieri, non escono, sono prigionieri, esatto, sono prigionieri e non sempre trovano soluzioni alternative, anche perché tutto quello che introduce dei cambiamenti, anche il cambiare casa, per un anziano è un problema, perché è uno sradicamento dalla comunità dove l'anziano o l'anziana sono abituati a vivere, ma soprattutto è anche uno sforzo di tipo economico e anche organizzativo che molto spesso non si riesce a governare. Quindi fattori ambientali legati al fatto che tutti i servizi possono essere anche lontani. Noi abbiamo ad esempio a Trieste dei rioni dove i servizi non ci sono, sono dei luoghi dove le persone hanno l'abitazione ma non hanno niente altro che non sia quella, e proprio su questo bisognerebbe invece cominciare ad occuparsene anche in maniera seria. Poi ci sono fattori sociali, quelli che producono forse l'aspetto più difficile, più triste, no? Che è quello dell'isolamento relazionale, del fatto di dipendere da qualcun altro. Li chiamiamo caregiver, persone che prestano assistenza, e quindi pian piano di arrivare a una forma di esclusione sociale, a non partecipare più a quella che è una vita normale di comunità e di società. Poi abbiamo il contributo dei media, che fanno allarmismo continuo rispetto anche ai reati di carattere predatorio, e qui abbiamo anche una forma di paradosso della paura, perché in realtà se noi andiamo ad analizzare i reati che vengono commessi nelle situazioni urbane vedremo che gli anziani non sono la categoria più colpita dai reati, però sono quella più sensibile, cioè sono quelli che sviluppano maggior paura rispetto anche a elementi che in realtà vanno a descrivere una situazione diversa. Poi c'è quello che si chiama il problema del digitale. Gli anziani non sono alfabetizzati all'uso di tecnologie come gli smartphone, i computer, ma anche le app che oggi consentono di accedere a tanti servizi pubblici, compresi alcuni pagamenti, no? Quindi preferiscono andare a fare la fila agli sportelli postali che piuttosto imparare, perché non hanno la possibilità, a fare queste cose qualche volta in maniera anche più comoda da casa. Proprio per questo
Noi pensiamo che ci sono già tanti approcci in Italia e anche all'estero, insomma, degli esempi veramente virtuosi di sicurezza integrata e di rigenerazione urbana, no? La sicurezza integrata è quella che prevede che ci sia una collaborazione tra la cittadinanza e le istituzioni per fare in modo che il luogo dove si vive sia più sicuro. Ecco, per noi questo non basta. Non basta perché non possiamo affrontare la questione della sicurezza solamente su una base di tipo penale. Noi dobbiamo imparare ad affrontare la sicurezza in termini di consentire alle persone di sentirsi sicuri dove vivono, non perché hanno il poliziotto di quartiere, va bene anche quello, non perché gli ambienti sono illuminati, che ovviamente devono esserlo, e dove non c'è il degrado urbano, ma perché sanno che se si dovessero trovare nella condizione di aver bisogno di qualcosa, avranno una risposta disponibile sul territorio dove vivono. Quindi servizi sociali, servizi dove per rigenerazione urbana non si intende la semplice ristrutturazione o riqualificazione edilizia, ma si intende vivere in maniera diversa proprio gli spazi pubblici e quindi la città. In questo caso le persone si sentono più protette, meno isolate e quindi cala anche quella sensazione di insicurezza che molte volte li isola dal contesto sociale. Assolutamente, assolutamente. Noi voleva No, su questo volevo collegarmi perché in quest'ultimo periodo noi siamo presenti in tutto il territorio regionale, no? E quindi difendiamo i diritti di chi è in affitto, se ha problemi con il proprio proprietario, come essere pubblico o può essere privato, però spesso accade proprio che adesso su questi temi le persone anche vengono da noi a chiederci dei consigli, come poter per esempio superare atti di vandalismo che accadono, ma soprattutto la situazione in alcuni rioni delle città che sono state abbandonate da tutti quei servizi essenziali che erano, non ci sono più farmacie in alcune zone, non ci sono più neanche il bar, neanche il supermercato, che dava comunque in un certo modo un luogo anche di aggregazione, perché la gente si trovava al supermercato, parlava, ragionava e quindi aveva una forma anche di socializzazione che oggi non c'è più. Oggi la gente, dopo il Covid soprattutto, c'è anche un ritornare quasi, diciamo così, al proprio privato e quindi non socializzare, e quindi questo inoltre è un altro fattore di quelli che ha provocato una situazione di paura anche qualche volta, diciamo così, che non era o non è giustificabile, no? Quindi da questo noi, il nostro ruolo come organizzazioni sindacali è anche quello di essere vicino alle persone e chiedere anche alle istituzioni appunto dei servizi che diano nuovamente questa, diciamo così, questa sensazione di comunità. E le rigenerazioni urbane che vengono ricordate, su cui bisognerà discuterne, perché è uno degli aspetti proprio che può rimettere in discussione come oggi viene vissuta la città o una parte del rione. La rigenerazione, come diceva prima la Daniela, non è solo ristrutturare un edificio, ma è creare attorno a questa ristrutturazione un'ampia discussione che per coinvolgere le persone che lì vivono e chiedere a loro che tipo di rione vorresti, no? E quindi su questo è uno degli impegni che tutte le amministrazioni, che hanno intenzione anche di investire, come anche la Regione sta dando dei contributi per questo, dovrebbe coinvolgere le persone che lì vivono, sia i giovani che hanno un determinate esigenze, sia le persone più anziane che hanno altre, e quindi riuscire a coniugare e far sì che quella rigenerazione urbana dia quel tipo di risposta che noi ci aspettiamo, che deve essere questa soprattutto dal punto di vista dell'inclusione sociale di chi oggi purtroppo si trova in condizioni difficili, giovane o anziano che sia. È vero, è vero. Abbiamo ancora un paio di minuti da passare assieme. Io andrei con la slide conclusiva, se vi va, per confrontarvi anche insieme, per trarre le conclusioni di questa puntata e poi dovremo chiudere. Questo è un riassunto, quindi la possiamo lasciare sullo sfondo perché riassume un po' le cose di cui abbiamo parlato. Quindi ricordiamoci che il Friuli Venezia Giulia ha una elevata percentuale di popolazione anziana. Aggiungo, servizi che sono a misura di anziano, sono servizi che sono a misura di tutti, perché siccome gli anziani sono quelli che hanno più bisogno, se io soddisfo il bisogno degli anziani ho soddisfatto anche le altre fasce della popolazione. Quindi i problemi di cui abbiamo parlato
E parliamo anche di riqualificazioni che riguardano il livello domestico proprio delle abitazioni, quindi una riqualificazione anche domotica che aiuti le persone ad avere meno difficoltà in casa. Bisognerebbe, quando si progetta oggi un alloggio, pensare che la persona che andrà ad abitare in quell'alloggio si spera che diventi anche vecchia, no? Nel tempo. Quindi non è che bisogna aspettare che uno diventi anziano per pensare che magari le porte dovrebbero essere un po' più larghe o che servono degli strumenti, ad esempio per sollevare le tapparelle e per fare altre operazioni in cui serve la forza fisica. E poi a livello domiciliare sappiamo che il PNRR, la missione 6 Salute, prevede anche che sia possibile fare una telemedicina, cioè assistere le persone a casa avendo gli strumenti che servono per poter comunicare poi con i servizi che hanno in carico queste persone. Quindi tutti questi aspetti noi facciamo il nostro come sindacato dei pensionati. Noi abbiamo la fortuna di avere molte sedi territoriali, siamo veramente diffusi in tutto il territorio regionale, facciamo ascolto attivo, abbiamo sportelli che aiutano le persone e che sia sulle tutele, quindi di assistenza, ma anche su quelle che sono le pratiche, no? Fiscali, di previdenza, ma soprattutto i nostri operatori sono come le antenne sociali, cioè riescono a raccogliere e a percepire tutta una serie di bisogni che poi possono essere riportati quando ci troviamo nell'opportunità di poter fare quella che noi chiamiamo la negoziazione sociale, cioè l'incontro con gli enti locali, dove viene decisa la destinazione anche delle risorse. Quindi noi chiediamo città più sicure, inclusive e umane, ma soprattutto intendiamo come rigenerazione urbana anche la rigenerazione, oltre che di spazi, di relazioni e quindi di dignità delle persone. Certo. Vuole chiudere? Solo una 30 battuta, secondi? no? Allora, 100 anni fa più, quando sono nate le Camere del Lavoro, le Camere del Lavoro erano diventate uno strumento per alfabetizzare la popolazione, gente che non aveva neanche fatto le scuole, quelle obbligatorie. Oggi c'è nuovamente bisogno di alfabetizzare le persone, perché usare gli strumenti che prima venivano ricordati anche da lei, no? La telemedicina o altri strumenti, le app che oggi ci sono, purtroppo un po' tutti abbiamo difficoltà, ma le persone anziane ancora di più. Quindi noi in qualche modo anche sopperiamo a questo tipo di esigenza e nelle nostre leghe, nelle nostre sedi facciamo anche questo tipo di operazione, quindi di dare la possibilità alle persone di acquisire quelle novità dal punto di vista tecnologico per poter in modo più semplice affrontare i problemi che quotidianamente gli si pongono davanti. Assolutamente, assolutamente. Perfetto, siamo arrivati in chiusura, speriamo di essere stati abbastanza interessanti in questa puntata di 30 minuti SPI. Ringrazio Daniela Bais del segretario regionale SPI CGIL. Grazie. E ovviamente ringrazio, per quanto riguarda il sindacato degli inquilini e assegnatori SUNIA, Renato Kneip. Tante grazie. Grazie a entrambi, veramente è stato un piacere. Ringrazio anche la regia di Alessandro Fermonte e Giancarlo Celant, e io vi ringrazio ovviamente voi per averci seguito e vi auguro una buona continuazione di giornata.